40 gradi al Palasport e più di 2 ore di gioco, spettacolare 3-2 nella finale regionale di Under 16 femminile, probabilmente il risultato più giusto per due formazioni, Vicenza e San Donà, dai valori tecnici molto vicini. Alla fine ha vinto la Logitronic Vicenza, ribaltando lo svantaggio di 2-0. Sì, in un modo abbastanza rocambolesco, una strana partita anche di difficile interpretazione tattica, infatti abbiamo faticato molto a trovare, ci abbiamo messo troppo a trovare il bandolo della matassa. Poi molto bene il terzo set e da lì probabilmente abbiamo trovato fiducia e loro piano piano si sono un po' scoraggiati. Poi il finale del primo, il finale del quarto, lì sono episodi quando si finisce appunto il finale del secondo e del quarto, uno l'abbiamo vinto noi, uno l'hanno vinto loro. Poi il quinto direi più carattere, perché è stato giocato male un po' da tutte e due le parti, molta emozione. Ecco la disamina dell'incontro da parte di Arianna Mapelli, premiata come miglior palleggiatrice della finale. Beh, abbiamo iniziato un po' male, però dopo abbiamo fatto un bel gioco di squadra e comunque ci siamo riunite tutte e con la grinta abbiamo saputo vincere la partita. Ottimismo e tanta grinta, ecco quant'è la felicità delle atlete di Vicenza, che anche sotto 2-0 non hanno perso le speranze di vittoria. Ero sicura che ce l'avremmo fatta, sì, come sempre, cioè veramente sicura, davvero. Sì, no, veramente complimenti a tutti, io sono contentissima, davvero. 5 set in un palazzetto dalle altre temperature estive sono stati un ottimo test in vista delle finali nazionali. Sì, là i nazionali sono in pochi giorni, si giocano tantissime partite e la differenza la fanno anche queste situazioni, quindi gli orari, a che ora si mangia, il caldo. Abbiamo fortunatamente esperienza di questo tipo, non specifico in questo gruppo, ma insomma come società, quindi è così come il San Donà, e sfrutteremo l'esperienza degli anni passati. Comunque è un bel banco di prova sicuramente. Passiamo invece in casa Service Med San Donà. Il tecnico delle veneziane conferma l'ottimo banco di prova nonostante la sconfitta. Sì, è stata una bella partita, sicuramente forse non eccezionale dal punto di vista tecnico, però molto sentita a livello agonistico e quindi è stato veramente un buon test per le ragazze di entrambe le squadre, immagino, anche per i vincitori. Ma parliamo allora delle finali nazionali Under 16 femminili, alle quali prenderanno parte sia San Donà che Vicenza. Le finali saranno organizzate proprio in Veneto, dal Comitato Provinciale di Venezia. Bene, un grosso evento è la finale nazionale Under 16 femminile che sarà giocata negli impianti di Jesolo e San Donà, grazie anche alla collaborazione delle società sportive del territorio. Le ricordiamo l'Union Volley, la GS San Donà, il Volley Fossalta e il Volley Team San Donà. Sarà un grosso evento che partirà il giorno 4 di giugno per terminare domenica 7. Al termine delle finali e delle premiazioni, la festa è continuata all'esterno del Palasport. Ecco cosa pensano le atlete di San Donà della finale nazionale, che sarà organizzata in casa loro. Può essere un vantaggio per molti punti perché abbiamo tutto il tifo, cioè praticamente quasi tutta la nostra città, dalla nostra parte, però sì dai, non so, si vedrà, cioè, io spero possiamo fare bene comunque. Anche quest'anno gli eventi giovanili regionali hanno toccato 6 delle 7 province venete, come ci conferma il presidente del comitato regionale Adriano Bilato. Sì, è nostra tradizione ormai da tanti anni coinvolgere i comitati provinciali e quindi le varie società del territorio affinché durante l'arco dell'anno tutte le nostre manifestazioni regionali siano condivise veramente con il nostro territorio.